Al via da oggi il Taormina Food Expo 2024 fino al prossimo 24 novembre presso il Palazzo dei Congressi della città ionica. L'evento, giunto alla sua terza edizione, è organizzato dalla CNA Sicilia con il contributo dell'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca mediterranea e il patrocinio oneroso dell'assessorato regionale al turismo e del comune di Taormina. È una kermesse che vedrà la partecipazione di più di 50 aziende, organizzazioni e personalità del settore, delle istituzioni locali, nazionali e internazionali, tra cui la Malta Food Agency, il ministro dell'agricoltura maltese Anton Refalo, il presidente del Parlamento maltese Angelo Farrugia. Saranno insomma 4 giorni dedicati alle eccellenze dell'agroalimentare mediterraneo, scanditi da dibattiti, show cooking, animati da una ricca delegazione di chef maltesi che insieme agli chef siciliani dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani, presieduta da Rosario Sadita, degustazioni e incontri B2B tra imprenditori e buyers, quest'ultimi organizzati dall'Ufficio Promozione e Mercato Internazionale della CNA. L'inaugurazione si terrà oggi 21 novembre alle 15:30 alla presenza delle tante autorità, non solo una vetrina espositiva, dichiarano Tindaro Germanelli ed Enzo Di Stefano, rispettivamente responsabili e presidenti della CNA Agroalimentare Sicilia, ma in un momento di scambio e crescita per tutti i partecipanti, all'interno del quale fanno da padrone le eccellenze enogastronomiche con un focus sui prodotti a chilometro zero, le produzioni siciliane come formaggi, vini, lievitati, conserve e oli di alta qualità, un vero e proprio contenitore culinario e culturale dove assistere tra le tante cose alla presentazione di libri e dove si terrà un appuntamento sul centenario del maestro Camilleri nel 2025. Questa iniziativa, concludono Piero Giglione e Nello Battiato, rispettivamente segretario e presidente di CNA Sicilia, si inquadra nell'ottica del contributo che la CNA Sicilia e l'Agroalimentare Sicilia intendono sviluppare nell'ambito delle iniziative che la Regione Sicilia sta mettendo nell'ampio programma Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025. A questo proposito, conclude Piero Giglione, la CNA sta lavorando per raggiungere il prestigioso obiettivo di portare a certificazione STG, che vuol dire specialità tradizionali garantiti, ben 9 piatti della gastronomia tradizionale siciliana che sono stati presentati dai vari chef dell'isola già nella scorsa edizione del Taormina Food Expo.